Ah, che bella Venezia vista da qua. Chissà come sarà vista dall'alto, dall'aereo, magari pilotare un aereo. Dici che vorresti prendere delle lezioni di volo? Ma magari. Ma dai, guarda, secondo me l'ospite di oggi potrebbe davvero darcele delle Ah, sì? lezioni di volo. Eh sì. Amici, siamo a Bifore Verdi. Uno spazio dedicato al grande tema del green e del sostenibile. Che non è una marca di colori a pastello, sto green, ecco, ma il grande tema del futuro. Io sono Carlo. E io sono Giorgio. Insieme conosciuti, ma meglio sconosciuti come Carlo e Giorgio. Ne abbiamo fatte tante insieme, ma questa è davvero strana. Aprendo questa nostra finestra sul mondo scopriremo alcuni dei più brillanti esponenti della Z Generation. Incontreremo cantanti, influencers, youtubers, bloggers, crackers. Sì, Grissini. Ci introdurranno in stili di vita e in cose che magari saranno per noi sconosciute, ecco. E sonderemo noi stessi a nostra volta se i nostri ospiti saranno sensibili alle tematiche del green e del sostenibile. Inoltre ricordatevi amici di partecipare al nostro contest. Eh sì, perché in ogni puntata si può vincere una meravigliosa t-shirt dell'azienda Soul Waves. E come si può vincere questa t-shirt? Visitando la nostra pagina Instagram Carlo e Giorgio e la pagina Instagram di Cube Radio. Oh, ma è tempo di aprire la nostra finestra sul mondo, emozionato. anzi da buoni veneziani la nostra bifora e incontrare il nostro ospite. E allora amici ve lo presentiamo così, romano d'origine ma con una solida carriera internazionale. Reduce dall'ultimo Festival di Sanremo nella categoria Giovani Proposte, Nuove Proposte. È appena uscito il suo nuovo singolo dal titolo So Low. Amici, è qui con noi oggi Wrong on You. Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao, benvenuto a Bifore Verdi. Grazie. Ben svegliato, il caffè, la colazione l'hai fatta? Tutto a posto? Ho fatto tutto. Ascolta, subito per partire, Marco, volevamo subito chiederti scusa se ti facciamo perdere ancora tempo dietro a cose stupide e inutili, come un'intervista con noi due. Va bene? Così abbiamo chiarito subito. Grazie, è veramente un piacere, un onore averti qui oggi. Dicevamo che è uscito il tuo primo, cioè il tuo singolo, ecco il tuo singolo So Low, ma prima di parlare proprio in specifico di questo, eravamo curiosi di sapere com'è stato, che cosa hai provato quando hai vinto il premio Mia Martini, ecco, che penso sia stato un po' speciale, no? Beh sì, io essere sincero, non perché l'ho vinto, ma era proprio il premio a cui puntavo di più, nel senso che non era un premio tra virgolette nazional popolare, ma era proprio un premio dato da critici interni, dai giornalisti, quindi chi lavora con la musica tutto l'anno, quindi secondo me c'ha un valore aggiunto, insomma, questa giuria interna. Quindi è stato super emozionante. Mi è dispiaciuto parecchio che non me l'hanno dato sul palco per motivi di Covid e altre cose. E me l'hanno dato tipo takeaway in camerino, cioè, è arrivato il ragazzo con la busta che faceva il premio della critica, di chi è? Faccio il mio, ciao, grazie. Perfetto. Te l'ha lasciato fuori dalla porta e via. Esatto. Ecco, no, questo esatto. Ma senti, a proposito di Covid e del periodo che stiamo vivendo, volevamo chiederti com'è il palco dell'Ariston, anche se naturalmente vissuto senza pubblico è una cosa un po' particolare. Ma ti sei sentito tranquillo a cantare sul palco dell'Ariston? Hai sentito il peso? Com'è stato? Beh, un palco particolare, nel senso c'ha un peso tutto suo, un'energia tutta sua. Io mi sentivo la voce molto bene, bella in buona, diciamo, e quindi stavo molto tranquillo, solo che appena ho fatto il primo passo sulla scalinata mi si è prosciugata la saliva, proprio sembrava di stare nel deserto, quindi mi sono fatto tutta la canzone allampatissimo. È stata un'impresa. Però che non ci fosse il pubblico, devo dire, non era un problema, cioè Okay. sei talmente concentrato sulla canzone, sull'orchestra, sul cantare bene, su guarda la telecamera, ricordati quando passa con l'astetica, fai questo e quell'altro, che il pubblico penso che pure se ci fosse stato sarebbe stato veramente indifferente. Magari sarebbe stato più difficile se c'era qualcuno in prima fila, che ne so, metti che c'era Obama, no, anche perché visto di solito gli ospiti raccomandati della prima fila, la magari fila dell'Ariston. Forse è stato meglio così. Sì, no, c'era Proietti che mi faceva morire quando abbiamo lavorato insieme, mi diceva che c'erano certe signore
tutte imparuccate che solo la prima vengono, se cominci dalla seconda non vengono. Senti, il 30 è uscito appunto il tuo nuovo singolo So Low, e in genere si dice è la tua ultima fatica, lo è stata una fatica? No, una canzone che è uscita davvero. Tra l'altro, scusami se mi inserisco un attimo, vai. molto bella, simpatica, divertentissima, anche se proprio anche più profonda, insomma, però bella, complimenti. Sì, grazie mille. Sì, no, nel senso c'ha questo gusto leggero, diciamo, no? Che è una canzone pop leggera, poi il testo in verità c'è un argomento che comunque ha fatto parte di me per parecchi anni, il fatto di affrontare la solitudine, cioè la sofferenza di star bene da soli, cioè io ho sempre avuto bisogno di stare in compagnia o altro. Poi ho montato uno specchio a casa, allora è passata la paura. E quindi io da piccolo, cioè tipo uscivo con gli amici, giocavamo a pallone, poi a un certo punto era ora di pranzo, ora di cena, e tutti dicevano vabbè, bella, io vado a casa. E io dicevo, ma poi a pranzo da me, ti vedo a casa mia, oppure vengo io da te, era un po' un accollo, no? Perché cercavo sempre di stare in compagnia, sicuramente la situazione familiare a casa con i miei che divorziamo da piccolo non aiutava questa situazione, quindi durante il lockdown, tra le tante cose che sono uscite fuori, c'è stato pure questa cosa, questo pensiero che è esploso nella mia testa, che diceva che in primis devo stare bene io con me stesso da solo per poter stare poi ancora meglio poi in compagnia, quindi il non darsi per scontati riguardo gli altri, perché tanto gli altri non ti danno per scontato che ci sei, ma non è detto che ci siano sempre gli altri, quindi pure il fatto di non concedersi in modo eccessivo, ecco. Senti, a proposito, in solo ma in tutto sono io, tu sottolinei quanto sia importante la libertà di sentirsi libero, di sentirsi liberi. Insomma, la libertà interiore passa per... No, ma allora la libertà interiore passa per essere solo o solo? Anche solo. Allora, soprattutto solo. Quando sei solo, stai così giù, capisci tante cose, spesso volentieri. La malinconia è proprio la mia compagna di viaggio più fedele, però sì, nel senso che cioè, io intendevo che era importante che ci fosse... adesso, nel momento in cui l'ho scoperto, parecchio amor proprio nei miei confronti, cioè di volermi bene, di mettermi al primo posto, però non con egoismo, ma con amor proprio, nel senso non è faccio una citazione, anche se dico una parolaccia, non è io so io e voi non siete un cazzo, come diceva il marchese del Grillo. Esatto. Io sono io e quindi mi voglio bene e ci tengo a me, poi sono aperto comunque sia a tutto il resto, quindi l'idea di Marco prima di tutto è proprio con un gesto di benevolenza, non un gesto egoistico, diciamo, ecco. Senti, ma se ci raccontassi qualcosa di te, non attraverso quello che normalmente si vede o non si vede, ma si intravede, cioè ad esempio i tatuaggi, che cosa scopriremo di Marco? Allora, io ti faccio vedere un tatuaggio, per esempio, proprio per prendere il discorso di solo, io qua c'ho un orso tatuato, questo qua, e praticamente è il mio animale guida, diciamo, il mio animale preferito, mettiamola così, e una cosa che proprio gli invidio tantissimo è il fatto che lui è un animale solitario, cioè nel senso lui riesce a stare tutto l'anno da solo e si incontra con le orse solo quando deve fare l'amore, diciamo. A volte rubano i cestini, rubano i cestini. Il frettino ho saputo di orsi molesti. E mi dissocio da questi gesti certo. incommentabili. E quindi questa cosa. Poi mi sono tatuato questa piuma di Upupa per lezioni di volo, per il premio alla critica, insomma, dopo che l'ho fatto così per ricordo. Poi c'ho una foglia di quercia che è il mio albero preferito, che comunque sia la quercia è pure l'albero più presente nei castelli romani, diciamo, che è il posto proprio da dove vengo. Ci sono tantissimi tatuaggi, c'ho anche degli errori di gioventù, c'ho una trota tatuata qua. Anche la trota. Ma senti, tu che hai, adesso noi abbiamo fatto i compiti, tu che hai un albero tatuato su un dito. Vedi che abbiamo fatto i compiti. In che modo l'ambiente influenza la tua musica, visto che questi tatuaggi comunque avranno anche un significato? Sì, certo, no, praticamente quasi tutti hanno
a livello proprio di contatto con la natura. Io soprattutto quando scrivo in inglese, poi mi sono reso conto che in italiano è molto difficile parlare in una canzone di natura. Cioè, per esempio, l'unico che secondo me riusciva a parlare in modo fighissimo di natura è Battisti e Zucchero. Riescono a mettere le parole, a mettere i nomi delle piante sopra boschi di bracciatese, no? Queste cose qua ci vuole molta poesia per descrivere la natura, però in inglese soprattutto era importantissimo proprio il mio contatto con la natura. Parlavo spesso tipo I Don't Want to Get Down, che è un singolo che è andato molto bene, parlava che dice Sometimes I feel like a piece of the nature, ogni tanto mi sento proprio parte della natura. Oppure The Lake, che è stata un'altra canzone che è stata molto fortunata, parla proprio dello stare nel lago, l'energia del lago, principalmente quello di Castel Gandolfo, che sta nei Castelli Romani, dove poi ho registrato il video, e è proprio circondato da questi 10 km di bosco, è fighissimo. Quindi il contatto con la natura, al di là della salvaguardia dell'ambiente, per me è stato sempre importante l'energia che può trasmetterti un albero standoci appoggiato un po' di tempo, che ti rigenera, oppure quella settimana in cui vai a respirare un attimo di aria pulita e da mezzo al bosco. Sono molto più stato sempre un po' più un tipo da bosco che da mare, diciamo. Allora devi andare in Trentino, allora. Ma quindi a maggior ragione ospite di Bifore Verdi, che si occupa proprio di questo. Ecco, la domanda è questa, Marco, ma uno come te che ha mangiato la sua prima arancia a 24 anni, come ti poni rispetto all'ambiente, no? E all'ecologia, alla sostenibilità? Ecco. Allora ti faccio già la domanda dopo, quindi chiediamo anche a tutti i nostri ospiti, se c'è un piccolo gesto alla portata di tutti che può suggerirci, insomma, per noi e per l'ambiente. E adesso come adesso trovo sia fondamentale riuscire a usare meno plastica possibile, diciamo tra virgolette, nel senso io giro con le borracce, non compro più le bottigliette, ecco, preferisco morire di sete come quando sono salito sul palco dell'Ariston che continuo a comprare bottigliette di plastica e tutto quanto. C'ho qui un sacco pieno solamente di plastica, solamente non ve lo faccio vedere perché è proprio brutto, però è appeso a una porta e questo. Dai, diciamo la plastica. Sembra poco, sembra poco, però in verità è che se ognuno di noi facesse questo piccolissimo gesto andrebbe a migliorare veramente tanto, tanto, tanto. Ma soprattutto io sono un fumatore, fumo dalle 7 alle 9 sigarette al giorno. Pensavo pacchetti. Okay. Se non faceva male probabilmente ti avvicinavi. Esatto. Senti, quindi non butto, cioè io la cicca, a casa e mi ritrovo la tasca piena di cicche, quelle che purtroppo tra l'altro fumate però non puzzano neanche tanto, devo dire che non sono fastidiose. Senti Marco, per andare verso la conclusione, di solito funziona che fai Sanremo, fai il disco e fai il tour. Ecco, adesso hai fatto Sanremo, fai il disco e questo è un argomento che unisce anche noi, perché anche noi lavoreremo in teatro e siamo fermi. E quindi adesso che cosa fai? Adesso niente, guarda, l'ho messo in bacheca il disco proprio perché è fermo. È fermo lì. No, niente, continuo a fare promozione, cioè ho passato 2 mesi di Sanremo, io ho avuto la fortuna di andare in giro in continuazione tra radio, televisione, dove si poteva, eccetera, eccetera. Però niente, io devo essere sincero, dico quello che faccio in realtà. Sì. Mi fa piacere, io sono uno di quelli che denuncia gli assembramenti, essere sincero. Sei uno di quelli che esce a dire che ha visto gli altri uscire. Esatto. No, praticamente io apro una piccola parentesi poliziesca, diciamo, tra virgolette, un thriller in pratica. Allora, dai che siamo agli sgoccioli, dai. Io so che c'ho mia madre che comunque è un vicecomandante, fa poliziotta, e so quanto sono gli straordinari per fare questi benedetti controlli e equivalgono a nulla. Cioè in un anno lei ha guadagnato di straordinari, facendoli tutti perché ci crede molto nel suo lavoro, ha guadagnato in un anno 258 euro circa, che è pochissimo, diciamo, tra virgolette.
E so che è difficile, però se ci fosse stata più severità forse in questa cosa, senza violenza logicamente, ma con le multe, perché tanto all'italiano nel momento in cui gli tocchi il portafoglio ti obbedisce, se ci fossero state più multe sicuramente ci sarebbero meno assembramenti. È un macello, io mo non so che succederà dopo quella festa che c'è stata qua a Milano dello scudetto, che qualsiasi squadra avrebbe fatto lo stesso, io pure Certo. che sono da Roma immagino che avrebbero fatto lo stesso i romanisti. E tra l'altro Però- noi dobbiamo chiudere, però ti avrei chiesto cosa pensavi di no. Mourinho, No, no, cosa sì. pensavi di Mourinho? Ma ci sta... No, tu non sai, ma ci stanno picchiando sulle gambe sotto il tavolo, quindi dobbiamo... Fategli così come Mourinho allora. Ci stanno picchiando, Marco, ci dispiace, purtroppo veramente ci stanno minacciando. No, siamo con te davvero, perché in effetti forse è chiedere un po' troppo a tutti noi, però anche questo, come con l'ambiente, è un gesto di responsabilità che ciascuno di noi dovrebbe avere. Noi, cioè, Esatto. per noi stessi e per il prossimo, quindi se resistiamo un altro po' poi ce la spaziamo. Esatto. Senti Marco, wrong on you, e noi ti ringraziamo, Noi ti è ringraziamo. stato un piacere In bocca al lupo per tutta la tua attività. Grazie. e complimenti. Viva il lupo. Evviva, Grazie a prestissimo, mille. Grazie a voi. grazie. Ciao, ciao, E noi ciao, dobbiamo ciao. chiudere di corsa le Di nostre corsissimo. bifore perché È siamo stato- stati lunghi. È stato anche lui una scoperta. Amici, noi vi salutiamo, chiudiamo le nostre bifore e ci diamo diamo- appuntamento alla prossima puntata, ricordandoci però sempre del contest. del C'è il contest. Seguiteci su Instagram che potete vincere una maglietta di Soul Waves Beh, e su che tutti i nostri potete vincere una maglietta che Soul Waves, che Soul Waves. Che Soul Waves. E su Facebook e YouTube. E Susi, hai detto Basta. tutto? Mamma mia, ha detto Siamo tutto. stanchi. Ciao. Ciao. Ciao.